Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Dunque, come già anticipato nel precedente video, oggi dove praticamente farò un po' di giretti qui nel nostro territorio per farvi conoscere tutte le nostre bellezze, oggi compiremo la prima tappa e siamo anche qui nelle vicinanze di Treviso. Oggi praticamente faremo tutto il giro attorno di Treviso senza comunque entrarci nel centro, vedendo tutti i paesi limitrofi. Si parte da Quinto, il giro misura circa una stantina di chilometri, comunque tutti possiamo permetterci di fare un chilometraggio del genere, comunque anche in tranquillità, con gravel, con mountain bike o con e-bike. Bene, adesso noi partiamo e alla prossima. C'è anche un aereo che parte, guardate. Oppa! Infatti siamo nelle vicinanze dell'aeroporto, scusate l'audio se magari c'è stata qualche interferenza. Bene, ci vediamo dopo, ciao! Dunque siamo arrivati a Paese, direzione Padernello. Il trasferimento o meglio il tracciato da Quinto a Paese è un percorso in single track, dunque consiglio vivamente di utilizzare delle ruote grasse, dunque mountain bike o gravel, ma comunque con ruote superiori ai 40 di larghezza. E niente, proseguiamo per questo tragitto. Qui con noi si è unito Dino insieme a Elena, che mi accompagneranno su questo primo tracciato della Gravel Land of Venice. Passato Padernello affrontiamo un altro sterratino, sempre in mezzo alla campagna trevigiana, con colori, profumi fantastici, e state con me e seguite il percorso. Dunque fate attenzione a passare questa linea, perché effettivamente non funziona guardate bene prima di attraversare i binari, mi raccomando. Abbiamo lasciato le campagne di Castagnole, ci stiamo dirigendo verso Merlengo. Percorso fantastico, adesso abbiamo anche la parte asfaltata con ovviamente non c'è neanche traffico qui su queste stradine qui, anche perché tra un po' mi sa che ci sarà dello sterrato, visto la conformazione un po' del territorio, insomma, ecco, e anche della strada stessa. Guardate che spettacolo, bellissimo. Piccola diciamo uscita di tracciato, perché guardate qui, non so cosa sia successo, un po' in contrapposizione a più di siccità che stiamo affrontando, cosa incredibile. Vabbè, comunque passati indenni.
Porto Ponzano e ci stiamo dirigendo verso zona Silea, credo. E guardate che spettacolo questo percorso qua, molto bello. Siamo arrivati a Villorba, c'è questa fantastica ciclabile, guardate che bella che è, costeggia questo fiumiciattolo. Stiamo facendo praticamente la ciclabile che ci porterà in centro a Treviso. È una deviazione al percorso originario, però come non si fa andare in centro a Treviso e non mangiarsi un cicchettino? Dai, lo facciamo e poi ripiglieremo il percorso originario che ci porterà di nuovo al punto di partenza, cioè a Quinto di Treviso. Arrivati a Porta San Tommaso a Treviso, adesso approfitteremo per fare il cicchetto come prima vi ho detto. Fatto il cicchetto con la birretta e ci voleva assolutamente. Adesso siamo in partenza, ripigliamo il percorso per completarlo, ma nel frattempo purtroppo sta cominciando a piovere. Tutto sommato, da tutto il caldo che abbiamo patito, 2 gocce non fanno male. Con la pioggia in mezzo al bosco e si vola! Ragazzi, guardate sto parco, è fantastico, anche con la pioggia, guardate che bello. Aiuto. Spettacolare. Siamo un po' bombi dalla pioggia, ma si prende quello che arriva, la natura dà, ma anche bisogna saper ricevere quello che dà in quel momento. Sono un po' bagnaticcio, ma insomma dai, si prosegue e ci si diverte soprattutto. Bene, avanti sempre! A Silea, guardate che bello qui, fantastico. Bene, proseguiamo. Ragazzi, è una cosa incredibile, cioè qui non, veramente è una cosa inspiegabile, bisogna vederla dal vivo sta cosa qui, perché anche comunque l'immagine rende quel che rende. Praticamente noi siamo sbucati da una strada, ci siamo trovati il Sile di fronte con tutta questa fantastica atmosfera ed è incredibile,
Bene, siamo in zona Silea. Bene, adesso riprendiamo un altro sterratino. Che bello questo giro, è fantastico. Vediamo i nostri compagni dove sono. Sono sempre qui. Bene, sempre qui presenti, e io anche. Facciamo una piccola deviazione rispetto al percorso originario, ovviamente non per mangiare ancora come prima, ma per visitare il cimitero dei Burci, che è molto famoso qui in zona Sile, in zona Alzaia. Allora, dovremmo quasi esserci in teoria. Qui ovviamente c'è un ponte in cui si procede obbligatoriamente a piedi ai Burci. E qui c'è anche una nostra amica nutria, quella che si sta, non so se abbeverando o cibando, ma guardatela, fantastica. Con lì c'è un germano in teoria. Siamo arrivati a Casier, dunque è più o meno la penultima tappa di questo bellissimo giro. Cosa dire di questo ambiente? Guardate voi stessi. Questa praticamente fa parte anche del tragitto della Girasile, cioè del tragitto che porta, o meglio della ciclabile che porta da Treviso fino a Jesolo, e addirittura si può andare anche fino a Cavallino. È un giro fantastico, misura circa, dunque, da Treviso fino a Jesolo Paese, io non so se sì, fino a Jesolo Paese dovrebbe misurare sui una cinquantina di chilometri, tutto su fondo sterrato, a parte qualche tratto di trasferimento in asfalto, comunque è bellissimo. Adesso noi lasceremo questo tragitto qui per andare verso Dosson e poi da Dosson proseguiremo per Quinto, dove si chiude il nostro anello. Siamo ripartiti da Casier e siamo diretti verso Dosson. Abbiamo tutta questa parte di ciclabile che è molto pedalabile, molto bella. Dunque abbiamo praticamente passato Dosson, poi siamo arrivati per il terraglio alle porte di Treviso.
Guardate dove vi sto portando. Praticamente quello alla mia destra è l'aeroporto di Treviso. Qui ci sono dei vecchi edifici per quando l'aeroporto era a uso militare, ovviamente, e poi è stato dismesso, è stato reso come aeroporto solo civile. Comunque lo costeggeremo tutto sulla sinistra e poi passeremo praticamente davanti nel punto di decollo atterraggio, diciamo così, e se abbiamo la fortuna vediamo anche qualche aereo che atterra. Ho visto anche l'atterraggio di un aereo in diretta, fantastico. Allora, a questo punto noi stiamo adesso costeggiando la pista dell'aeroporto dalla parte opposta, che ci porterà fino a Quinto, dove si chiuderà il nostro giro. E seguite gli ultimi chilometri. Bene ragazzi, arrivati in Treviso Stiglia dopo questo bellissimo giro. Adesso, come dicevo prima, ci arriveremo a Quinto e lì si conclude il nostro giro. Treviso Stiglia è sempre fantastica nella sua galleria vegetale, la chiamo, perché è così alla fine. Eccoci qua! Dunque siamo tornati al punto di partenza di questo percorso. Tarvisium, Elena? Benissimo, la mia segretaria conferma. Questo percorso veramente, dove inizialmente io non ci credevo molto, farlo mi sono proprio ricreduto, è veramente molto molto bello. Provatelo, perché tra l'altro è abbastanza anche vicino a dove abito, di conseguenza chi mi segue, che magari è vicino a queste zone, provatelo, perché comunque è molto molto bello. L'abbiamo provato anche con condizioni atmosferiche un po' avverse, nel senso che dopo comunque giornate di sole sterminate abbiamo avuto anche questa giornata di pioggia, dunque ci siamo anche divertiti sotto la pioggia. Il percorso intero circa misura una settantina di chilometri. È consigliabile comunque utilizzare mountain bike, e-bike o gravel, ma con ruote grasse, dunque con ruote superiori ai 40 di larghezza, anche perché ci sono single track e sentieri che magari è più opportuno affrontarli in sicurezza con queste tipologie di ruote. Comunque, se avete comunque delle informazioni da chiedere, scrivete pure sui commenti e non ci sono problemi, io vi rispondo, sia riguardo al percorso e sia comunque a livello tecnico per quanto riguarda questa specialità, cioè la specialità della gravel. Iscrivetevi al mio canale e basta, che dirvi. Alla prossima tappa. Adesso io questa tappa qui la caricherò all'interno del sito Gravel Land of Venice, dove prenderò praticamente una certificazione del percorso eseguito, e che questo mi porterà ovviamente all'obiettivo che vi accennavo nel precedente video. Ci vediamo al prossimo giro, al secondo percorso sempre del Gravel Land of Venice, e alla prossima. Un salutone da Andrea e da Elena. Ciao ciao, alla prossima!